Siamo giunti al centrale del pomeriggio all'Arcoveggio, una condizionata per cavalli di 3 anni, sulla distanza del miglio, 7 al via, lo schieramento 1 Desdemona Font, 2 DJ dei Veltri, 3 Davos dei Greppi, 4 Daisy Griff, 5 Donald LP, 6 Demon dell'Est in seconda fila, 7 Diva Indal. Pronostico molto aperto con Daisy Griff in chiusura, molto seguita come anche Demon dell'Est e Donald LP. Macchina intanto che accelera gradualmente. Partenza veloce Davos dei Greppi, attaccato da Daisy e Donald. Daisy Griff in breve si porta all'esterno di Davos dei Greppi, attacca, seguito da Donald LP. Daisy dei Greppi in breve, Daisy Griff, scusate, in breve passa a condurre. 14,9 i primi 200 per la nuova battistrada. Roberto Vecchione, Demon dell'Est squalificato in sediolo. In seconda posizione rimane Davos dei Greppi davanti a Donald LP, che si è accodato avanti a Desdemona Font, poi via tutti gli altri. 400 iniziali in 33, tiene ritmo sollecito la battistrada. Daisy Griff con in schiena Davos dei Greppi, in terza posizione rimane Donald LP davanti a Desdemona Font e DJ dei Veltri. Tanto 600 se ne vanno in rallentamento con una frazione in 15,9 e ora davanti alle tribune continua a comandare la gara tranquillamente Daisy Griff. Dalla quarta posizione in corda muove Desdemona Font per anticipare DJ dei Veltri. Cavalli ora sulla penultima curva, cerca di allungare ora Daisy Griff, che arriva al chilometro in 1,16,3. Seconda posizione per Davos dei Greppi con all'esterno Desdemona Font, seguita da DJ dei Veltri. L'errore di Desdemona Font improvviso. 400 alla conclusione con leader sempre Daisy Griff nei confronti di Davos dei Greppi, all'esterno DJ dei Veltri, poi cerca di avanzare anche Diva Indal. Numero 5 Ha sbagliato anche Donald LP. Siamo al completamento della curva finale con Daisy Griff che si mantiene in vantaggio. DJ dei Veltri prova ad intervenire a centropista insieme a Diva Indal, ma Daisy Griff allunga ancora nel finale. Daisy Griff viene a vincere il centrale all'Arcoveggio. Roberto Vecchione in sediolo, secondo posto per Diva Indal. Per il terzo probabilmente DJ dei Veltri ha ragione di Davos dei Greppi. 1,15,3 il ragguaglio conclusivo, 29,8 poi 29,9 a chiudere. Bel primo piano netto per Daisy Griff, che Roberto Vecchione porta al successo, il secondo in carriera. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Daisy Griff, Roberto Vecchione, Holger Ehlert per conto del signor Giuseppe Mazzocca. 1,15,3 per la vincitrice.